Lo sappiamo, se fino a pochissimi anni fa la gallina dalle uova d'oro del mondo era rappresentata dagli Stati Uniti d'America, oggi sappiamo che al 100% non è più così. Bensì l'ombelico del mondo si sta spostando sempre più verso Medio Oriente, verso i paesi arabi mediorientali, che negli ultimissimi anni stanno avendo un incremento e un'espansione tecnologica e geopolitica che non vedevamo da millenni. Nella puntata di oggi però parliamo principalmente di un paese, ovvero l'Arabia Saudita, ed in particolare del suo principe, Mohammed bin Salman, che ha deciso di intraprendere e finanziare una delle opere di costruzione e di ingegneria più rivoluzionarie di questo secolo. Opera che ha preso il nome di The Line nel gergo, ma che si chiamerà effettivamente Neom, ovvero una città che dovrebbe sorgere nel 2025 lungo il Golfo di Aqaba e sarà una città lunga 170 chilometri e che è particolarmente fuori dal comune perché invece che svilupparsi a livello orizzontale si svilupperà a livello verticale. Questo per ridurre anche drasticamente le emissioni di CO2 a zero. E insomma il nostro principe sta puntando tutto nel creare un nuovo modello di città. Quindi, che cos'è The Line? The Line sarà una città lunga 170 chilometri e larga circa 200 metri, nonché alta all'incirca 500 metri, che ospiterà ben 9 milioni di abitanti, delimitata da un grande muro a specchio. Non ci saranno assolutamente macchine in circolazione e tutta questa situazione sarà alimentata da energie ricavate da fonti rinnovabili per ridurre a zero le emissioni. Quasi un controsenso, vista quella che è l'economia saudita moderna, basata totalmente sulla vendita di energia ricavata dai combustibili fossili e dalla vendita del petrolio. Sarà questa forse una strategia per differenziare l'economia araba? Questo lo scopriremo soltanto tra i prossimi anni. Ma effettivamente non ci saranno macchine in circolazione perché la città è stata progettata poi perché si possano raggiungere dalle abitazioni scuole, cliniche, posti di lavoro, aree verdi e aree ludiche e tutti i servizi necessari in 5 minuti circa di camminata. Per quanto riguardano invece le temperature, sarà tutto ventilato nonostante si trovi all'interno di un deserto grazie ad una nuova tecnologia innovativa. E parlando sempre di mobilità, si potrà raggiungere da un capo all'altro della città in 20 minuti grazie alla linea ad alta velocità intorno a tutta la città che passerà sottoterra e il tutto sarà delimitato, come vi ho già detto, da altissimi specchi. Neom quindi vuole presentarsi come un'alternativa alle nostre città, troppo affollate, troppo inquinate e invivibili, e allo stesso tempo vuole anche vuole diventare, come detto nel suo promo pubblicitario, il centro, il cuore di tutte le rotte globali. Infatti si stima che all'incirca da questa destinazione, da Neom, si possa raggiungere la maggior parte delle destinazioni del globo in meno di 6 ore di aereo. Secondo i piani però Neom dovrebbe creare 3.000 impiegati e oltre 60.000 posti di lavoro di impiegati appunto da oltre 90 paesi. Per quanto riguarda questo fenomeno non ci sono prove che effettivamente ci sia dello sfruttamento del lavoro, ma sappiamo come va a finire sempre in questi paesi. Per restare informati su questa tematica c'è un video molto recente che ho fatto che secondo me può fare al caso vostro, che ve lo linko qui o qui, non mi ricordo mai dove lo mette YouTube, ma e ve lo lascio anche in descrizione nel caso, ma andatevelo assolutamente a vedere perché parla proprio di questa tematica dello sfruttamento in questi paesi medio orientali. A proposito di cifre, quanto verrà a costare tutto ciò? Vi chiederete. Ci sono due diverse scuole di pensiero, due correnti, molti pensieri contrastanti. Io quelli che vi riporto sono quelli che vanno per la maggiore, secondo cui il costo di tutto questa struttura andrà a costare alle casse saudite ben 3 trilioni di dollari. Non è però assolutamente tutto oro quello che luccica, infatti molti esperti ritengono che questa sia un'opera fantasiosa e molto probabilmente irrealizzabile. E nel 2017 uno stesso scrittore e giornalista saudita e in forte opposizione pubblicamente contro il principe e il governo di questo paese aveva definito questa opera appunto fantasiosa ed irrealizzabile, ma dicendo anche che se questa opera avesse avuto un esito fallimentare, non fosse andata a buon fine, tutta e l'intera economia saudita
sarebbe andata in bancarotta, che il paese sarebbe andato in bancarotta se questa struttura, se questa opera di costruzione fosse fallita. Spoiler, questo giornalista molto famoso è stato ucciso meno di un anno dopo. Secondo la CIA, il mandante di questo assassinio sarebbe stato lo stesso principe bin Salman. Ovviamente non ci sono prove né appunto documenti che lo possano certificare, noi prendiamo sempre queste informazioni con le pinze perché si sanno come vanno a finire questi inciuci, diciamo così, internazionali, soprattutto con giornalisti, politici e tutte queste persone qui. E allo stesso tempo per molte persone questo progetto è un modo per nascondere un po' sotto il tappeto i veri problemi dell'Arabia Saudita, come il fatto che quasi il 15% della popolazione viva al di sotto della soglia di povertà e in moltissimi invece, dagli stessi abitanti fino ai politici di tutto il globo, hanno detto che sarebbe meglio andare ad incrementare, a sviluppare, a migliorare le città che esistono già, invece di crearne nuove stratosferiche, perché effettivamente la maggior parte delle città saudite versano in condizioni pietose e la maggior parte della popolazione è ammassata in zone con scarsissimi livelli igienici e a livelli estremamente bassi per diritti, per la dignità umana. Altre criticità però sono sorte successivamente quando poi si è andata ad analizzare quella che sarà la rotta, lo spazio occupato da questa città ben lunga 170 chilometri e si è andato a notare che questa città passerà proprio sopra alle terre che sono abitate oramai da secoli da numerose tribù locali. La più famosa è sicuramente quella degli Al-Waitat, composta da oltre 20.000 persone. Questa tribù ha già fatto numerosissime volte ricorso alle Nazioni Unite, appunto rivelando gli abusi che sono in atto da oramai da anni contro i loro concittadini. E infatti i militari sono entrati più volte all'interno dei loro villaggi uccidendo e producendo appunto una vittima, ovvero un contadino che si era opposto fermamente all'esproprio territoriale della sua terra da parte del governo saudita. Bisognerà però andare a vedere come andranno le cose, se i fondi saranno abbastanza e se potremo mai vedere l'inaugurazione di questo progetto. Alla data di registrazione, perché gli aggiornamenti di giorno in giorno cambiano, sappiamo già che ci sono stati dei cambiamenti e che molto probabilmente la lunghezza da 170 km verrà ridotta drasticamente, intorno ai 10 km. Ancora oggi non sappiamo quando finiranno questi lavori, i lavori dovevano finire per il 2025, ma sicuramente non finiranno entro quella data. Vedremo fino a quanto tempo si protrarranno e, ripeto, semmai la vedremo attiva o se rimarrà solo un'utopia e un sogno del principe bin Salman o se effettivamente sarà un progetto così rivoluzionario come la pubblicità ce lo sta vendendo. Fatemi sapere quello che pensate perché il video si finisce qui. Ripeto, fatemi sapere quello che pensate perché sapete che sono molto interessato al vostro punto di vista. Scrivetevi nei commenti e allo stesso tempo, se vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale perché siamo vicinissimi ai 1000 iscritti, che è secondo me un traguardo molto importante, quindi vi chiedo questa cortesia perché è estremamente importante per il canale continuare a crescere e a crescere e a crescere e a crescere. Io vi saluto, vi ricordo che escono nuovi video ogni lunedì e ogni sabato alle ore 16 e io vi saluto, ci vediamo a un prossimo video, ciao!